Il campanile di Milano per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando la festa del radicchio con CIA Venezia. Siamo con Almerino Durante, che è il presidente di zona di CIA. Almerino, 2 anni, si è ritornati dopo il fermo del Covid. Sì, siamo stati fermi 2 anni a causa Covid. Quest'anno anche l'andamento climatico del troppo caldo quest'estate, che problemi di siccità, prezzi alti di gasolio. Adesso il freddo che tarda a venire, sebbene siamo già a metà gennaio, ma brinate ne abbiamo viste molto poche. Però il prodotto è un prodotto, diciamo, un po' più allungato, perché, diciamo, questa caratteristica dovrebbe rimanere più corto, più compatto. Non hanno fatto le brinate, ma il radicchio è buono, è bello da vedere, come c'è qui in questa mostra di oggi, qua in piazza a Milano. Ecco, però in questa mostra voi da sempre abbinate non solo l'esposizione dei prodotti, ma anche la cultura, l'attenzione alle giovani generazioni. Sì, con il mandamento qui di Milano, con le scuole già dei bambini dalle elementari, per insegnare la coltivazione, cosa stanno mangiando, il prodotto di stagione che si deve mangiare. Poi, man mano che si sale con l'età, c'è anche la scuola qui agraria di Milano, che giustamente hanno fatto il campo prova, la lavorazione, la piantagione, le piantine e tutto quanto. Quindi dai bambini piccoli a noi produttori. Rispetto a un tempo, ci sono più giovani che si avvicinano all'agricoltura? Sì, ce l'hanno, perché intanto è un lavoro più, fra virgolette, da professionista, più meccanizzato, è un lavoro che, diciamo, con meno fatica di una volta, e come stiamo dicendo, il ragazzo che lo fa oggi lo fa con esperienza, con le capacità e con molto impegno. Grazie, adesso andiamo a sentire proprio questi ragazzi, naturalmente dopo il nostro Renzo Gatto. Nasturtium officinalis, noi conosciuto con il nome anche di crescione. È una pianta appartenente alla famiglia delle brassicacee, chiamate una volta crucifere, delle quali fanno parte per esempio il cavolo, la verza, il cavolfiore. Nei tempi antichi era la pianta a foglia verde più consumata. La consumavano i greci, che pensavano potesse migliorare gli aspetti cerebrali, i romani. Perché ci interessa? Beh, il crescione contiene tra i suoi principi attivi delle sostanze particolarmente importanti, che sono gli isotiocianati e l'indolo tricarbinolo. Sono delle sostanze che inducono una diminuzione del rischio di contrarre tumori. Oltre a questo è particolarmente ricca in vitamina K, che è quella vitamina che ci aiuta a contrastare, come dire, le emorragie, e ricca anche in vitamina C. Viene utilizzata nelle misticanze cruda, difficilmente da sola, o cotta nelle minestre e minestroni. Ha un sapore però particolarmente piccante, particolarmente asprigno, tanto è vero che il nome Nasturtium, che significa naso storto o naso torto, deriva proprio dal fatto che fa storcere il naso per questo suo particolare aroma. Mentre il nome volgare crescione deriva dal fatto che appunto forma una grande massa verde nelle acque. Un'avvertenza: il crescione è preferibile che sia consumato cotto. Se vogliamo consumarlo crudo bisogna lavarlo molto molto bene, perché può essere, come dire, infestato da particolari agenti parassitari che diciamo poi possono essere trasmessi all'uomo. Un'altra avvertenza è anche nelle donne in gravidanza, che devono consumarlo tranquillamente, però non in grandi quantità. Termino con una curiosità. Gli antichi pensavano che avesse delle proprietà afrodisiache. Di sicuro è che comunque veniva utilizzato sotto forma di impacchi per stimolare la crescita dei capelli. Io non mi prendo nessuna responsabilità, vorrei solo capire se magari faceva, come dire, diventare i capelli dritti, per cui sembrava quasi che fossero cresciuti di più. Ma qui a Milano il radicchio è anche formazione e informazione. Allora siamo con i ragazzi dell'agrario qui di Milano e siamo con Nicola Zorzi. Voi avete fatto però anche delle sperimentazioni innovative, ad esempio nella gestione dell'acqua, ma anche ad esempio nella gestione di nuove tipologie di radicchio. Sì, partendo dal presupposto che comunque il radicchio è una pianta molto resistente anche per quanto riguarda il terreno. Un terreno meglio in pasto, ben drenato, non dà problemi. Non dà problemi per quanto riguarda il stagno idrico. Basti pensare che bastano soltanto 7 piante a metro quadro. E per quanto riguarda i brinamenti e il ghiaccio, nei prossimi anni
bisogna cercare di fare degli incroci di radicchi migliori, tra virgolette, che è molto importante per la qualità e la quantità del radicchio prodotto. La scelta che hai fatto dell'agrario perché? L'ho scelto principalmente per la trasformazione che riguarda i prodotti e per quanto riguarda l'alimentazione, in quanto è una materia, diciamo, attuale e quindi è molto importante dal punto di vista della popolazione mondiale, perché siamo 8 miliardi ormai. E quindi tu da grande cosa vuoi fare? Io vorrei fare il nutrizionista o comunque qualcosa che riguarda sempre l'alimentazione delle persone e il benessere. Come sono cambiati gli studenti che guardano all'agrario? I ragazzi comunque cercano cose innovative, fanno varie progettazioni. Quest'anno abbiamo aperto un nuovo laboratorio di trasformazioni. Partendo dal campo arriviamo anche alla trasformazione dei prodotti, quindi marmellate e saponi. I ragazzi vedo che hanno voglia di imparare. Ma hanno voglia di imparare per essere degli imprenditori o hanno voglia di imparare per gestire meglio il proprio territorio, cioè guardano molto più all'ecologia? Guardano molto l'ecologia, infatti noi abbiamo uno degli sbocchi è la gestione dell'ambiente e speriamo che appunto i ragazzi siano consapevoli anche di questo, insomma. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Siamo all'ultima puntata del mese di gennaio, il tempo vola e continuiamo a parlare di potature. In questo caso parliamo di potature delle rose rampicanti. Ma in questa puntata vi voglio parlare di potatura di forma e di rinnovo. La prima cosa è la potatura di forma, quindi se tira via quello che intriga. Qui vedete ci sono dei tralci lunghi, li posso già ridurre, tralci fatti nella stagione scorsa, lunghi 4 metri, sono 2 metri io, figuriamoci. Li accorcio intanto, così mi danno anche meno fastidio poi nel lavorarli. Dopodiché questi tralci verranno piegati, ma noi andiamo sulla potatura di rinnovo. Perché la chiamo potatura di rinnovo? Perché tirando via i vecchi tralci permetto così alla pianta di reagire e poi si mettono in moto le gemme dormienti che stanno lungo questi tronchi qua bassi e fanno nuovi tralci, ma anche e soprattutto perché così rinnovo la pianta stessa, la stimolo, perché altrimenti fra un po' di anni mi trovo una ceppaia che non reagisce più, a invecchiare e devo tirare via tutto. Per fare questo dobbiamo asportare il ramo che ha fatto fiori l'anno scorso, che è questo qui, si vede insomma, no? E allora taglio qua sotto, ecco qua. Chiarito il concetto di rinnovo, adesso passiamo a darle una forma. I tralci dobbiamo anche accorciarli, un'altra cosa da dire, perché sennò lavorano solo in punta. Perché la pieghiamo e non la tagliamo dritto alla ringhiera? Perché facciamo in maniera che queste gemme qua che ci sono, vedete qua c'è una gemma, qui c'è una gemma, lì c'è una gemma, qui c'è una gemma, emettano nuovi tralci piccoli che saranno quelli che porteranno a fiore. Fissatela bene, cercate di non farvela sfuggire dalle mani perché è una fionda. Ecco, come potete vedere, la potatura di forma e anche di rinnovo è stata fatta. Primavera vi godrete verso maggio fiori in questa zona e fiori in questa zona qua. Dategli anche da mangiare. Una manciata di stallatico pellettato, buttatela sopra e adesso con le piogge o qualcosa si scioglie, penetra e le piante cominciano a succhiare e per la primavera loro. E come sempre fate un buon lavoro e attenzione a non farvi male perché ave bea. Ed eccoli qui i vincitori. La classe è la quarta A della primaria Azzolini di Mirano. Come avete impostato questo lavoro che è stato così premiato? Innanzitutto è stata un'idea dell'insegnante di italiano, la maestra Susanna Raffaella, che coinvolgendo i bambini ha pensato di trovare delle ricette a base di radicchio col gusto dei bambini. Qual è la ricetta? Sono delle patatine a radicchio. La maestra ci aveva chiesto di prendere delle ricette normali e di inserirci dentro il radicchio. Tu il radicchio lo mangi? No, di solito no. Però adesso che hai visto questa ricetta un po' di curiosità ce l'hai? Sì. Tu invece che ricetta hai proposto? Io ho proposto il calipo a radicchio. Ah, e cioè?
Ho fatto della marmellata di radicchio e ho aggiunto dello yogurt. Dopodiché l'ho messo in frigo per un giorno e è venuto il calipo. Ve lo consiglio. Allora Viola, dimci qual è la tua ricetta? Questi sono dei biscotti al radicchio. Ho preparato della pasta frolla. Poi ho preparato una salsa di radicchio con del cioccolato. Le ho mischiate. Ci ho fatto la forma del biscotto e li ho messi in forno. Li ho portati anche a scuola e gli sono piaciuti. Anche a quelli che non mangiano radicchio? Sì. Quindi cosa ti ha insegnato questa esperienza? Che una verdura, una cosa che non piace a tutti, puoi metterla dentro a un piatto normale che mangiano tutti e diventa buono. Qual è la valenza educativa di un'operazione del genere? Sicuramente c'è una valenza educativa alimentare nella quale si cerca di valorizzare gli ingredienti sani e naturali per poter ampliare i gusti dei bambini. E poi tutto il lavoro che è stato fatto interdisciplinare, quindi italiano, scienze, arte, dà concretezza al lavoro scolastico e ci dà l'opportunità di calare l'agire didattico nella concretezza della realtà quotidiana. Grazie, adesso le previsioni. L'anticiclone atlantico si va espandendo di nuovo su di noi e, come evidente dalla carta, poi diventerà padrone assoluto nei prossimi giorni. Questo vuol dire sistemi perturbati che scorrono ben lontani da noi, ben a nord delle Alpi, quindi non ne risentiamo gli effetti veri. Quindi tempo stabile, anche se qualche infiltrazione abbiamo avuto sabato mattina, ma poi il cielo si rasserena, prevale il sole, così come nella giornata di domenica. Lunedì piccole infiltrazioni potranno ancora causare un po' di nuvolosità, ma senza nessun fenomeno, quindi non significative, magari qualche nevicata sui rilievi ma sui versanti esteri. Poi di nuovo tempo stabile per tutta la prossima settimana, quindi questo vuol dire cielo sereno e presenza abbondante del sole, anche se poi con il passare dei giorni saranno possibili delle nebbie le primissime ore del mattino sulla pianura, ma sono temporanee, poi si dissolvono e quindi, ripeto, il sole avrà ancora la meglio. Le temperature abbiamo ancora delle gelate notturne, magari prossime 24-48 ore, -2, -3 anche, poi si assesteranno a -1, -2, quindi piccole gelate notturne. Le massime tenderanno a portarsi sui 5-6 gradi, al di là che ancora per domenica mattina sono un po' più alte, domenica in giornata. Questo naturalmente rispetta un po', oltre alla leggenda, quello che è veramente la statistica meteorologica, che vuole fine gennaio, gli ultimi giorni di gennaio, i giorni più freddi dell'anno, e sarà così anche in questo momento. Per quanto riguarda i venti, sono deboli, con rinforzi di direzione variabile, con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali. L'Alto Adriatico tende ad essere al mosso, temporaneamente anche molto mosso, ma la tendenza graduale al poco mosso. È tutto. E l'ultimo passaggio lo facciamo con il presidente di CIA Venezia, Federica Senna. Presidente, allora intanto siamo tornati a premiare le giovanissime generazioni, incentivandole a capire questo prodotto, ma soprattutto questo modo di vivere la terra. Sì, il premio che CIA riconosce è appunto rivolto alle future generazioni, perché conoscano e imparino quelli che sono le tradizioni e i prodotti del territorio, sentendosi protagonisti. Scambiavo 2 parole prima con gli studenti della classe quinta qui del Lorenz e ho proprio percepito questa passione e questo coinvolgimento che hanno. Gli agricoltori e le nuove generazioni sono in prima linea e saranno i protagonisti del miglioramento delle tecniche agronomiche del futuro. Ci sarà bisogno di approfondire e di fare ricerca per fare in modo che le nostre culture siano sempre più rispettose dell'ambiente e che tutti i cittadini si sentano protagonisti di questo cambiamento che va verso una maggiore consapevolezza ed ecologia. È veramente in crisi questo radicchio a causa del cambiamento climatico? Beh, lo vediamo in questi giorni che con il caldo anomalo che c'è stato
il radicchio ha avuto una diminuzione di produzione. Che cosa andare a chiedere allora al governo perché sostenga questa filiera? Beh, sicuramente l'abbattimento dei costi è un aiuto per far sì che i nostri agricoltori subiscano meno quelli che sono gli aumenti delle varie bollette, e un rapporto di filiera che premi la produzione di qualità e soprattutto il rapporto con il consumatore finale. Questa legge regionale che vuole incentivare il riavvicinamento tra consumatore e produttore, come la vedete? Sicuramente è un'opportunità che i nostri agricoltori possono cogliere per far sì che il proprio prodotto venga somministrato agli studenti nelle mense, e questo da un lato fa sì che i nostri ragazzi mangino dei prodotti di qualità del proprio territorio, e dall'altro i nostri agricoltori vedano valorizzato il proprio prodotto. Grazie a Federica Senno, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, essendo l'ultima puntata del mese. La parola va al nostro Agrifoglio, quindi a Beppe Fantini, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti! L'Agrifoglio di questo mese non può non pungere una notizia che arriva direttamente dall'Europa. Già qualche tempo fa ci avevano chiesto di sostituire l'alcol del vino con l'acqua. Questa volta invece hanno pensato bene di introdurre, dal 24 gennaio, di introdurre la farina di grilli. Una farina che potremo trovare nel pane, nella pasta, nelle focacce e anche nei panini del fast food. E allora ho voluto disegnare la scena di un contadino che sta inseguendo i sacchi di farina mentre questi scappano saltando. Dall'altra parte il contadino che sta mangiando una pasta ma non riesce perché la pasta salta via dal piatto. E da qui lo slogan: dalla farina alla pasta, dall'Europa il cibo che salta. Con questa vignetta vi saluto, anch'io faccio un grande salto, vi do appuntamento all'ultima settimana di febbraio. Cri cri a tutti!